Tommaso Puddu, una vittoria netta contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Sì, abbiamo concluso una bellissima stagione incoronata con una grande vittoria contro i rivali che abbiamo avuto praticamente dalla prima giornata. Ci hanno sempre seguito, mi pare, siamo stati sempre primi loro dietro. Li abbiamo battuti all'ultima giornata, abbiamo dimostrato che abbiamo meritato di vincere il campionato. Quindi niente, abbiamo concluso una grande stagione. Tempo di bilanci anche personali per te, insomma una grande annata. Sì, sono felice, ho giocato praticamente tutte le partite, ne ho saltato 2 per squalifica, 4 gol, sono più che felice, poi ho vinto il campionato. Si guarda avanti, questa squadra insomma ha una buona base per poter dire la sua anche l'anno prossimo, cosa ne pensi? Sì, sicuramente siamo un gran gruppo, una bella squadra e credo che potremo fare la nostra bella figura anche in una Serie D. Marco Manis, ex della gara, purtroppo per voi oggi non è andata bene, però siete ancora in corsa per i playoff. Insomma. Sì, noi contavamo di fare un risultato positivo. La Nuorese oggi ha dimostrato di valere il primo posto in classifica perché sicuramente ha meritato di vincere. Speriamo noi di finire il più tardi possibile, certo. Il nostro obiettivo rimane quello di salire in Serie D e ci proveremo fino alla fine. Da ex, insomma, che sensazioni oggi qui a Frogheri? Insomma. È una bella sensazione, io ho giocato qui l'ultima volta quando la Nuorese era retrocessa e non era stato bello vedere gli spalti vuoti, vedere comunque la città distante dalla squadra. Penso che quello che abbia fatto il Presidente sia un lavoro molto importante per Nuoro e per la Sardegna, perché la Nuorese merita sicuramente di stare nei campionati nazionali.